Firenze Pistoia, cicloturistica d'epoca, quarta edizione del nuovo corso, si può dire, è veramente partita col piede giusto perché abbiamo avuto subito un'intervista con Andrea Tafi e le scuole di Pistoia, le scuole superiori, il liceo Forteguerri, che ci ha fatto l'onore della propria visita per propagandare ancora di più il ciclismo a livello giovanile. Domenica 2 febbraio sarà la volta della Firenze Pistoia vera e propria, cicloturistica d'epoca. Vedremo ancora una volta i 19 eroici, fra virgolette, che si cimenteranno nel percorso storico di 33 km tra Firenze e Pistoia, ed è un divertimento. Il meteo annuncia bel tempo, quindi un divertimento nel divertimento. Seguiteci tutti con la quarta edizione della Firenze Pistoia, cicloturistica d'epoca, riesumata dall'oblio. Andrea Tafi, ospite, primo degli ospiti per gli incontri qui alla Biblioteca San Giorgio per la Firenze Pistoia 2025. Andrea, un giudizio su questo primo incontro? Devo dire che per me oggi è stato un onore e un piacere essere qui presente, perché ho visto tantissimi ragazzi che hanno ascoltato con grandissimo impegno tutto quello che è stato detto e quello che sono riuscito io a trasmettere a loro, e quindi mi fa enorme piacere. Senti, il ciclismo, tu sei sempre rimasto attaccato a questo mondo del ciclismo, anche come attività col tuo bed and breakfast, andando parecchio. Dove sta andando questo ciclismo? Ma ci sono, secondo me, io parto dal presupposto che ci sono anche delle fasi in cui possiamo avere anche una piccola flessione, però questo non ci deve fare nel modo più assoluto abbassare la testa, ma anzi, nei momenti difficili bisogna essere ancora più forti. E com'è che siamo più forti? Solo quando riusciamo ad unire tutti insieme le proprie forze per poter far sì che questo ciclismo possa rialzare veramente la testa, perché il ciclismo italiano è il ciclismo mondiale, quindi noi dobbiamo essere lì nel posto in cui ci compete. Passiamo questo momento e sono sicuro che appena arriva un nuovo Pantani, il nostro ciclismo può veramente riprendere il suo volo. Comunque qui oggi erano tanti ragazzi, scuole superiori di Pistoia, e c'è stata parecchia curiosità anche verso il ciclismo, verso di te, quindi può essere un buon segno. Questo è un buon segno, è un segno importante, perché dobbiamo trasmettere qualcosa di bello e di buono a questi ragazzi. Io sono convinto che qualcuno di loro magari nei prossimi giorni prenderà anche così per vedere veramente come la bicicletta ti può trasformare, prenderà la bicicletta e incomincerà a fare qualche colpo di pedale. Questo è quello che io mi auguro, è quello che possa aver trasmesso oggi, penso che sia qualcosa di importante per loro. Senti, tu, la tua carriera, vabbè, una quarantina di vittorie, tutte le gare che partono da Parigi, le hai collezionate, tipo di Parigi-Bruxelles, Parigi-Tours e Parigi-Roubaix, e ora ti sei ritirato, per modo di dire, vai sempre in bicicletta, ma dovessi dare uno sguardo al tuo passato, che voto ti daresti da ciclista? Ma io, come ho detto anche prima, non ho nessun rimpianto, sono contento delle mie 40 vittorie, sono altrettanto contento di essere ancora l'unico italiano ad aver vinto Fiandre e Roubaix, nella storia del ciclismo non ce n'è un altro, e quindi per me, io come voto mi darei un bel 10, ma voglio continuare a darmi questo 10 perché tutt'oggi vado in bicicletta, e quindi vuol dire che la bicicletta ti ha lasciato qualche cosa di veramente importante, e quando la conosci la bici non la lasci più. Cosa pensi di questa rievocazione della Firenze Pistoia? Tu hai conosciuto la Firenze Pistoia di Loretto Petrucci, quella a cronometro, questa però è tutta un'altra cosa. Diciamo innanzitutto bisogna fare un plauso agli organizzatori di questa gara, perché hanno voluto fortemente rievocare questa storica gara, che è la gara più, come si dice, più longeva, più vecchia, e quindi sono convinto che nei prossimi anni piglierà ancora sempre di più campo, e con un'organizzazione così e con una passione così, come vediamo
in in queste edizioni precedenti, sono convinto che verrà una cosa straordinaria. Mariangela Nicolai è una delle anime di questa Firenze Pistoia riesumata dall'oblio. Mi pare che quest'anno abbiamo cominciato con il piede giusto, avendo anche Andrea Tafi qui alla San Giorgio. Sì, veramente un incontro particolarmente anche emozionante, vorrei dire, perché i ragazzi avevamo appunto come pubblico i ragazzi del Forte Guerri e sono stati veramente anche catturati e anche interessati e catturati proprio anche da tutto ciò che ha detto Tafi, e questo mi fa particolarmente piacere. Sono insegnante di scienze motorie oltre che UISET e tutto quanto, quindi mi fa piacere anche che si dia valore a uno sport così popolare che per ora ha avuto un attimo di appannamento, ma sicuramente sto vedendo dentro la scuola che c'è un avvicinamento. Ecco, quindi questo UISET, Sandro Tedeschi, Salvatore Conte, poi vabbè, Alessandro Becherucci, tu e insomma, poi ci sono tanti altri collaboratori, Michela Piccioni, diciamo che sta andando addirittura al di sopra delle previsioni quando abbiamo avuto l'idea di ripartire nel 2020. Sì, certo, io sono insieme a te appunto una delle artefici, Fiori, giornalista importante e quindi oltre che caro amico, a volere questa rievocazione del 2020 con i nostri sforzi che però poi grazie al comune, grazie insomma ai vari comuni, alle varie associazioni ci hanno permesso di continuare a farla, e spero di poter fare e portare sempre un po' più a conoscenza di questa rievocazione storica della Firenze Pistoia 1870 a tutta la popolazione, anche a tutta la nostra Toscana. Prima ho avuto un lapsus, ho citato Sandro Tedeschi e Sandro Tacconi dell'UISET, comunque vabbè, può starci. Dicevo questo, ora quest'anno si è coinvolto, già anche l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, anche un altro comune, quello di Poggio a Caiano. Sì, siamo veramente contenti perché Poggio a Caiano rappresenta una tappa importante appunto della rievocazione. Lì ci sarà appunto una ponzonatura, ci sarà un qualcosa di importante che anche i cittadini potranno vedere dal vivo e fermarsi a parlare con queste persone che hanno il ciclismo nel sangue. E poi anche sempre a Poggio a Caiano ci sono anche degli incontri anche alle scuole medie, come noi abbiamo fatto per il superiore. Poi c'è da dire che c'è il rinnovo dell'impegno per il Comune di Firenze, anche il Comune Pistoia, e diciamo con questi due comuni si può auspicare di aumentare ancora l'importanza di queste manifestazioni. Sì, devo dire la verità, io devo ringraziare sia gli assessori di Firenze che il nostro di Pistoia Sabella e anche i sindaci dei comuni, perché ci hanno dato sempre un sostegno sia logistico ma anche di spronarci a continuare. Prospettive per ora, vabbè, vediamo come va quest'anno, però c'è sempre l'idea in tutte le cose di migliorarsi. Sì, ma già siamo contenti dei vari risultati, però vediamo se, ecco, l'unica cosa potrebbe essere la possibilità di aumentare anche i partecipanti, non solo i 14 oppure ecco, i 19, scusate, i 19 più appunto i 14 che possono essere ora oppure i 50, arrivare come nel 2020 avere un centinaio di altri ciclisti che accompagnano i nostri 19 che sono proprio quelli vestiti come era nel 1870. Ultima cosa, da insegnante, come dire, neanche un giudizio, ma una constatazione per quello che è stato fatto oggi con le tue colleghe. Certamente siamo contentissime perché anche le altre colleghe hanno aderito subito a questa idea di far partecipare varie classi che hanno veramente recepito il messaggio, e devo dire la verità, come insegnante io porto sempre avanti il valore formativo dello sport, quindi il ciclismo fa parte proprio
possiamo dire forma il carattere, no? Possiamo dire che è un po' una metafora un po' anche della vita, le salite, le discese, quindi sapersi rialzare e le cadute, anche le cadute. Quindi niente, noi continueremo poi anche nelle nostre aule a portare avanti questo messaggio. Alessandro Becherucci, confermato Presidente del Comitato Provinciale Pistoia della Federciclismo, oggi qui per essere coinvolto, ma lui è già coinvolto da 4 anni in questa manifestazione che direi tieni veramente a cuore, Alessandro. Questa pazza idea nata, direbbe Patti Bravo, nata nel 2020 va avanti. Ma è una soddisfazione enorme perché abbiamo creduto in questa pazza idea. Grazie a te, grazie alla Mariangela, grazie anche a una persona che non c'è più, che è Renzo Bardelli. E nel ricordo anche di questa persona, di tutto quello che lui ha fatto nel mondo dello sport, ci siamo sentiti, e dico ci siamo, coinvolgendo anche te, di provare questa esperienza che con gli anni è cresciuta, con gli anni è diventata sempre più importante, e come è estremamente importante oggi ci sono stati tutti questi ragazzi. Perché senza ragazzi, senza ricambi purtroppo non è che si possa andare molto avanti. Il percorso della nostra, ormai la chiamo nostra, Firenze-Pistoia, non verrà variato in nulla, soltanto nel rispetto di quella che è stata la storia, nel rispetto anche delle persone che hanno fatto questa storia. Non ci dimentichiamo Loreto Petrucci che l'ha ideata in maniera diversa, però aveva messo una scintilla grossa per unire due grandi città, Firenze e Pistoia, nel ricordo della prima gara in Italia e l'ha portata avanti finché è stato possibile. Poi nel 2020 ci siamo svegliati e abbiamo provato noi. Cosa dire? Sono molto contento sia come OCIP, Organizzazione Ciclistica Pistoiese, che cura la parte tecnica, come Presidente del Comitato Provinciale di Pistoia, perché per Pistoia questa grande manifestazione dà un lustro enorme, e spero che tutto vada bene, e che ci sia quella adesione che abbiamo sempre avuto, nel rispetto di tante cose che sono molto importanti, il codice della strada, e essenzialmente anche nel rispetto delle persone. Andiamo avanti, grazie a te che sei riuscito a muovere il mondo del ciclismo, di cui sei un attento conoscitore. Abbiamo avuto la fortuna di avere Andrea. Che volevo chiedere proprio di Andrea, oggi ha avuto successo come quando correva del resto. Andrea è un personaggio e quindi è un personaggio che va valorizzato. Ha intenzione di entrare nel mondo del ciclismo dandoci una mano nell'attività promozionale. Poi io ho citato prima i due grandi pistoiesi, Franco Ballerini e Andrea Taffi, due persone, due grandi corridori, due persone oneste e due persone che hanno dato tantissimo al mondo del ciclismo. Bisogna rispettarli e è stato un onore oggi che Andrea fosse qui con noi. Ecco, per quello che ti riguarda, ho detto confermato Presidente, vorrei fare la carriera del Talini forse, no. Come durata, dico. No, poi a parte quello, però ora siamo all'inizio dell'anno, si può dire ciclistico, quali sono i tuoi propositi sintetizzando? Sarò molto breve, attività promozionale, attività promozionale, attività promozionale. Questo è il mio scopo. Sono stato anche molto fortunato che il nuovo comitato regionale ha recepito questa mia richiesta creando una commissione regionale apposita per l'attività promozionale. Attività promozionale cosa vuol dire? Vuol dire avvicinare i piccoli dai 5 ai 10 anni all'uso della bicicletta, ma non è soltanto per farli gareggiare, perché devono conoscere e capire cos'è la bicicletta. Tutti si va in bicicletta, però bisogna stare attenti a tantissime cose, quindi ci saranno dei piccoli interventi prima di queste gincane promozionali da parte della polizia stradale, da parte dei giudici che gli spiegheranno come andare in bicicletta. Gli daremo dei gadget, a proposito spero di utilizzare TVL che c'è sempre molto vicina, perché il 2 di febbraio dalle 9 in poi in Piazza del Duomo ci sarà questa prima gincana promozionale con l'ausilio del Comitato regionale provinciale Pistoia, Firenze e Prato. Io ti do una buona notizia, ho guardato il meteo, mette sole pieno. Speriamo che
Il 2 non piove mai, il 2 no, questo piove mai, ragazzi. Sì, questa è sempre stata una tua affermazione e non hai mai sbagliato, come non hai mai sbagliato a fare altre cose. Andiamo avanti. Quindi io 5 anni, ho detto c'è mio nipote che ha compiuto 5 anni, ma vale per tutte le province questa iniziativa promozionale? Sì, 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 sceglieranno chiaramente anche le manifestazioni più importanti e certamente saranno presenti alle varie Giro di Toscana femminile, ci dovrebbe essere la Burci, ci dovrebbe essere la Dino Diddi, il Gran Premio Industria e Commercio di Larciano. Poi questo è un programma che faranno loro. Noi come Comitato Provinciale saremo presenti e potremo dare il nostro supporto in tutto e per tutto. Bisogna pensare all'attività promozionale, senza ricambi purtroppo non andremo più da nessuna parte. Diciamo, senza basi non crescono palazzi. No, anche perché sono la vita, sono la vita. Io non do numeri ora perché sarebbero sbagliato, però abbiamo necessità di implementare l'attività giovanile nella sicurezza. Questo è importante, non esiste soltanto la strada, anche se noi siamo nati per la strada, ma tante attività come ha detto Andrea. Poi dopo col tempo uno può anche non andare più a fare BMX o lo short track o quello che c'è, può provare ad andare anche in bicicletta sulla strada. Lì dovrà intervenire certamente la federazione a livello nazionale col Ministero dei Trasporti per dare sicurezza anche alla viabilità. Io so che la provincia di Pistoia, con la quale avrò un incontro la settimana prossima, ha in mente di asfaltare parecchie strade che sono poi quelle che maggiormente percorrono i corridori sulle gare in linea. Quindi da parte dell'amministrazione provinciale, ma più che altro da parte del Ministero, devono dare più sicurezza e più tranquillità a chi usa la bicicletta.